onda Potere al Popolo. Ah però, che atmosfera serenissima, con il rondò veneziano, ve lo ricordate? Cavolo ragazzi, ma che fine ha fatto? Ma perché non ritornano qui a suonare, dico io. Ancora il buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà 11.05 dagli studi di Via Bellerio Fortino della Lega. Avremo occasione di leggere tutti i vostri messaggi arrivati in mattinata al 340 6709 659 a commento della mia rassegna stampa. Roba buona, se ve la siete persa, soprattutto il mio balletto iniziale. Cosa vi siete persi? Mi raccomando, cercate Radio Libertà su Facebook o su YouTube e cercate Lega Salvini Premier, trovate la rassegna stampa e se volete un consiglio schiacciate il tastino condividi, perché sono quelle cose succose. Un bagno di ottimismo si può fare ogni tanto, chiedo per un amico. Intanto diamo un'occhiata ai siti, vediamo un attimino come si sono aggiornati i maggiori siti internet. Il sito del Corriere in grande: Venezia al centrodestra, che strappa anche Reggio Calabria. Il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia. Meloni punge, il nostro crollo rimandato. I risultati in tutti i comuni al voto, guarda i dati. E poi in pagina l'intervista al filosofo ex sindaco di Venezia Cacciari. Venezia, batosta impensabile. Martella, che era candidato del PD a Venezia, mio nipote avrebbe preso più voti di lui. Vediamo invece il sito di Repubblica. Napoli, padre accoltella il figlio dodicenne e tenta di togliersi la vita, proprio in aggiornamento in questi minuti. Poi anche qua Meloni, il nostro crollo rimandato a domani, legge elettorali, ora il blitz, tutti i risultati. Un po' più in basso e arriviamo fino a Khamenei, che minaccia gli Stati Uniti. Il Medio Oriente non farà più da scudo alle loro basi. Questa notte gli USA hanno colpito un sito di missili e navi in Libano. Questo ed altro di cui discuteremo nel corso della giornata. Ora ci fermiamo per qualche minuto, ma vi dico poi di restare con noi, perché parleremo di disabilità, scusate, tra una decina di minuti, parlando con il presidente del CABA, Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche. Alle 11.30, come di consueto, come ogni giorno, un angolino musicale con un'artista bravissima che sta girando in tournée cantando la grande musica italiana. Avremo con noi Katie Desario. Ma subito torniamo a parlare di rottamazione delle cartelle con il deputato della Lega, Alberto Gusmeroli. Qui Parlamento. Allora, questo decreto fiscale interviene su alcuni aspetti molto importanti. Uno, la rottamazione delle cartelle anche per i carichi dati all'Agenzia delle Entrate dagli enti locali. Perché? Perché anche in questo caso non può essere una colpa avere difficoltà a pagare la tassa rifiuti. E lì non c'è un problema di non dichiarazione della tassa rifiuti, perché la tassa rifiuti la manda il comune. Se uno ha difficoltà a pagare la tassa rifiuti, non può essere una colpa. La stessa cosa vale per l'IMU, la stessa cosa vale per tutte le altre imposte comunali. Quindi, che peraltro darà anche, se i comuni hanno accantonato correttamente il Fondo Svalutazione Crediti, darà anche gettito e quindi risorse ai comuni che potranno destinarli a aiutare le situazioni di difficoltà e di fragilità di ogni comune. E questo è un aspetto. Ma ci sono delle partite aperte ancora sulla parte fiscale? Bisogna avere onestà intellettuale, ci sono ancora delle partite aperte. La prima partita è che nel decreto milleproroghe era stata possibile il recupero di chi non aveva pagato la rata di novembre. Abbiamo come Lega inserito un emendamento in tal senso anche per la rata di febbraio, ma per ragioni di equità, perché
perché la rottamazione quinques è entrata in vigore alla fine dell'anno e quindi chi è decaduto non pagando la rata di novembre era giusto che potesse, se non poteva aderire alla rottamazione quinques, almeno aderire alla rottamazione quater. Ma poi c'è una situazione che è stata generata anche dalla politica, cioè chi ha degli arretrati di imposte e non può fare la rottamazione quater e non può fare nemmeno la quinques, perché purtroppo, a differenza del progetto di legge della Lega, nell'ambito delle interlocuzioni di maggioranza non sono state inserite le cartelle per accertamenti. Bene, allora almeno chi non può aderire alla rottamazione quater, non può aderire alla rottamazione quinques, possiamo fargli rateizzare con sanzioni e interessi a lungo termine? Perché in questo momento queste persone non possono rateizzare assolutamente e questo è una severa ingiustizia. Noi abbiamo inserito anche come Lega il tema delle casse di previdenza, abbiamo inserito anche che nella rottamazione quinques quando si tratterà di pagare le rate non ci sono i 5 giorni di tolleranza che ci sono in qualsiasi pagamento. Su questo sono partite aperte che dobbiamo assolutamente nei prossimi provvedimenti legislativi intervenire. Però in questo decreto fiscale siamo intervenuti anche sul concordato preventivo biennale. Ricordo che come Lega è stato approvato un ordine del giorno che porta ad evidenza un tema forte che è la flat tax incrementale, che è stata varata nel 2023, ha sortito dei buoni effetti e può essere, visto che nella delega per la riforma fiscale, ripresa per farla tornare viva ed essere una alternativa insieme al concordato preventivo biennale che in questo decreto fiscale è stato reso in qualche modo più interessante. Quindi in generale questo decreto fiscale lascia delle partite aperte, ma migliora tutta una serie di interventi dal punto di vista fiscale. Ecco perché la Lega convintamente voterà favorevolmente al decreto. Grazie. Grazie a lei. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Ma io ho attentamente ascoltato tutti gli interventi e quindi vorrei replicare su alcuni passaggi. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Io sono in vendita e non mi credere, irraggiungibile, un po' d'amore, un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, mi basta per bene via. Questa notte ho paura di te, ho paura di che? Di quello che ho perso, rimango da solo a pensare perché non ha senso, non ha senso. Cerco un posto dove possa ritrovarmi, sai come mi sento. Cerco un cuore anche per una notte che possa placare un po' il vento. E ti vengo a cercare, dammi un'ora per curare le ferite nel mio petto che non riesco più a guarire. Io comprerò amore anche solo stanotte, promettimi che sarai mia in un istante, eterno come il mondo che ho donato a lei, anche se a volte mi pento. Se per lei sei
stato un amico se non hai lo sguardo da fico, se non vuoi restare da solo, vieni qui e fatti un regalo, comprami, io sono in vendita e non mi credere, irraggiungibile, un po' d'amore, un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, mi basta per bene via. E mi ritrovo a parlare con te. So che ferite d'amore non posso cucirle da solo, da ore che cerco una sarta del cuore. E tu sei l'unica che sa come prendermi, che sa come portarmi via in mezzo al buio, che mangia i pensieri e non vuoi giudicarmi. Posso avere chiunque, ma solo ho bisogno di un attimo per tornare. Non sono più lucido, anche se la vita mi ha dato di più di ciò che so dare. Dal mio amore è quello che cerco, disposto a pagarlo, pur di non essere cieco davanti al delirio, davanti al mio ego. Se non hai sulla tua rubrica una che sia più di un'amica, se non sai andare lontano dove non ti porta la mano, comprami, io sono in vendita e non mi credere, irraggiungibile, un po' d'amore, un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, mi basta per bene via. L'iconico pezzo targato 1979 per Viola Valentino, ed è sempre lei, Viola Valentino, in compagnia di Calibro 40 con questa nuova versione 2026 di Comprami. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, potere al popolo, potere a Radio Libertà, potere alla disabilità. Ne parliamo spesso su queste frequenze. C'è un ministro della disabilità che sta lavorando, quanto c'è ancora da lavorare, cosa sta facendo questo governo di buono, cosa invece magari sta sbagliando. Diamo il buongiorno al presidente del CABA, Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche, Giuseppe Battistoni. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a lei, signor Varin. Grazie per essere con noi. Abbiamo sentito l'altra settimana la Giusy Shiré, grandissima Miss Special, ambasciatrice solidale, diverse fasce di Miss in giro per il mondo per parlare di disabilità. Il 20 maggio avete incontrato il Santo Padre, però questi sono soltanto appunti che vi metto sul tavolo. Io prima di tutto voglio chiederti, Giuseppe, che cos'è veramente il CABA, perché questa presenza tua nel CABA, che cosa c'è da portare avanti, quale coscienza, quale sensibilità dobbiamo cercare di trasmettere a chi non è disabile, e non ci credo mica poi tanto, perché ognuno di noi qualche disabilità la dobbiamo riconoscere, ce l'abbiamo, però troppo spesso non riusciamo a capire quella degli altri. Giuseppe. Allora, io divento presidente del CABA nel 2017, la prima cosa che ho visto, e ho capito, è che i disabili, poi possiamo chiamare disabili, diversamente abili, come vogliamo, in realtà sono un popolo invisibile, vengono in genere usati semplicemente per campagne elettorali, per dire faremo, vedremo e quant'altro. Il CABA si pone per rendere visibili, si pone per far capire che sono persone come le altre, che sono persone che vivono, che soffrono, ci sono mamme, figli, padri e quant'altro. Giusy Shiré è la dimostrazione, la prima Miss Star Universe Special, ha fatto il percorso di una qualsiasi star,
ha fatto un percorso importante, ha fatto un percorso di donna, ha fatto un percorso di lavoro. Ora va veramente in giro per tutto il mondo a parlare di integrazione, a dimostrare che tutti quanti, pur nella nostra diversità, siamo uguali. È una donna forte, una donna in gamba. Insieme a lei c'è Giusy Chirè, scusate, insieme a lei c'è Mary Bellomo. Anche lei Miss Star Turismo nel 2024, sono 2 Miss Star, hanno fatto lo stesso percorso al di là di una disabilità o di differenze fisiche. Questo è quello che si propone il CAB, dimostrare che le persone sono tutte uguali, la disabilità è solo un punto di vista. Due donne, 2 carriere, 2 testimonial del CAB. Ecco, il CAB serve esattamente a questo, far vedere e far capire che la diversità fa parte dell'uguaglianza delle persone. È vero, è vero, è vero, e questo è importantissimo, e così come è importante il lavoro che bisogna fare sul fronte disabilità. Per cui, Giuseppe Battistoni, ti chiedo proprio col cuore in mano, cosa si sta facendo di buono al governo sul fronte disabilità? Abbiamo, ripeto, una ministra che noi conosciamo bene, la ministra Locatelli, e che cosa ancora non si sta facendo, che cosa si può fare di più, cosa chiede il CABA, cosa chiedono i disabili, perché questa radio ha anche un collegamento importante con quella che noi speriamo sia sempre o quasi sempre o almeno spesso buona politica. Cerchiamo di far sì che le proteste della gente, di chi ci scrive, ad esempio in questo momento ti stanno salutando in molti nostri ascoltatori tramite WhatsApp al 340 6709 659, affinché queste proteste possano diventare poi proposte politiche e trovare poi una soluzione. La politica deve servire a questo, a dare risposte ai cittadini. Giuseppe, che cosa bisogna fare ancora? Qual è il fronte secondo te ancora rimasto nudo su questo fronte? Bisogna lavorarci o si sta sbagliando magari? Ecco, la politica ci ascolta, spiegaci. Allora, io credo che lo sbaglio che si fa sostanzialmente è che si trattano queste persone come persone di serie B. Non sono persone di serie B, sono persone che molti di loro hanno dimostrato nella loro vita, nella loro carriera, di essere addirittura superiori. Molti si ricorderanno, specialmente quelli che hanno la mia età, un cantante in sedia a rotelle, si chiamava Bertoli, ed era un grandissimo cantante, un astrofisico, Steve Hawkins. Sappiamo tutti che ha vissuto sulla sedia a rotelle, erano persone superiori. Se forse si cominciasse a cambiare idea e a pensare alle persone per le loro abilità e non per le loro disabilità, perciò si mettesse in risalto ciò che hanno di buono, ciò che hanno di bello, ciò che hanno di grande, e ricordiamoci che tutti abbiamo qualcosa di bello, di grande, tutti abbiamo un pregio, come tutti abbiamo un difetto. Ora, se la smettessimo di guardare queste persone per i loro difetti, che ripeto abbiamo tutti, e li cominciassimo a guardare per le qualità che hanno, forse la parola disabilità scomparirebbe, perché comunque sono le parole che creano diseguaglianza. La creano, io combatto per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il razzismo si crea con le parole, c'è il bianco e il nero, si creano termini politicamente corretti. Esistono uomini, il colore è totalmente indifferente, esistono uomini e donne, il loro modo di camminare o il loro modo di vivere è totalmente indifferente. Se cominciassimo ad abbattere queste barriere mentali, molte volte sono mentali, probabilmente riusciremmo a capire che siamo tutti uguali. E credo che bisognerebbe, non solo il governo, ma le persone, cominciare a trattare le
persone in maniera uguale. Siamo stati pochi giorni fa dall'ambasciatore dell'Ecuador e io ho parlato delle mie 2 testimonial, le mie 2 Miss Star. Non ho assolutamente specificato special tourism. Solo, ripeto, Mary Bellomo e Giusy Chiré sono 2 grandi star, hanno fatto lo stesso percorso e più che il governo siamo noi che dobbiamo cambiare mentalità su di loro. Questa è la mia idea. E come? Cambiare mentalità anche attraverso i media. Mentre parlavi, giustamente hai nominato il grandissimo Pierangelo Bertoli, c'è stato anche Bocelli, ad esempio, il suo grandissimo successo, ma poi pensiamoci un attimo, più nessuno fino alle Paralimpiadi dell'altro mese, poi sparito completamente, qualunque disabile bannato da ogni sito, da ogni televisione, mentre perdonami, faccio polemica, certo c'è un'apertura gigantesca su tutti i canali Rai e su Mediaset non ti dico, per chi ha altri gusti sessuali. Assolutamente sì, chi ha altri gusti sessuali conduce trasmissioni quotidiane su Mamma Rai e su Mediaset. Sembra un po' strano. Adesso io non voglio fare la figura dell'omofobo, però non riesco a capire quale può essere la differenza, perché non facciamo salire sul palco una persona con una qualunque disabilità o in carrozzina, eccetera, perché io intervisto ogni giorno artisti indipendenti, non facciamo un po' di spazio anche a chi è indipendente, non è famoso, ma ha una qualche disabilità. Dio mio, qual è la differenza? Perché è una moda, perché se ti metti le calze a rete e sei un uomo e magari anche il reggiseno sei alla page, per chi fino all'altro anno faceva atti sessuali in primissima serata e fottiamocene dei bambini che guardano, ma va bene, ma certo. Capisci un attimo che molto spesso è anche una certa informazione, in questo caso un'informazione dello Stato, che va un attimino sturata, che va guarita, perché ci sono determinate deviazioni che forse fanno male anche ai bambini, ai ragazzi, mentre una persona in carrozzina viene guardata da un bambino con sospetto, perché ha la carrozzina. Guarda, le persone, ripeto, le persone che a me, io uso questo termine disabile, ma non mi piace, cioè ripeto, Pierangelo Bertoli aveva un'abilità diversa, cantava da Dio, parliamoci chiaro, Beethoven era sordo, però voglio dire, non è discutibile la sua musica. La parola disabile non mi piace proprio, è una parola che non sopporto. Giustamente le Paralimpiadi vanno bene quelle 2 settimane in cui facciamo vedere che siamo bravi, che le vediamo, che le seguiamo. Vorrei dire che la nazionale amputati di calcio 2 anni fa credo si classificò 4ª ai mondiali, se non ricordo male. Abbiamo la nostra nazionale che credo che sono 4 anni che è la 4ª volta che non partecipa ai mondiali. Allora mi chiedo, se non si dà risalto a queste cose, a che cosa, qual è la vera nostra nazionale? Quella di questi ragazzi amputati che giocano, corrono e danno l'animo, quella dei soldi, della bellezza, del fisico perfetto e quant'altro? La disabilità per me non esiste. Esistono uomini, esistono donne, esistono persone che con coraggio vanno avanti. E sono queste che fanno l'Italia, sono queste che fanno i popoli, al di là poi della loro condizione fisica. Il ministro cosa sta facendo? Permettetemi, io non sono un politico, non mi occupo di politica, ma credo che il ministro vada alle manifestazioni, vada alle feste, dica quanto è bello, ma non questo ministro particolare, anche il ministro precedente, non mi sembra che ci siano politiche forti per rendere queste persone più vere, più forti.
cioè per renderle più attive nella nostra vita, vengono tenute in disparte. E questa è una cosa vergognosa, ma ripeto, non è una questione di governo, sia ben chiaro, è proprio una questione di mentalità. Non ho mai trattato una persona disabile come se fosse disabile, l'ho sempre trattata con rispetto, alla pari e ripeto con orgoglio. Il mio Cabba ha 2 Miss Star Universo. Non ho mai fatto distinzione e credo che sia Giusy e Mary lo possono dire tranquillamente, non ho mai fatto distinzione fra le due. E questo è bellissimo, veramente. Non posso che ricordarvi, cari ascoltatori, di cercare il CABA, Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche, in rete e immagino anche sui social, Giuseppe? Sì, no, io sono sui social col mio profilo Facebook, con profilo Facebook del CABA, è uno mio personale. Non uso un sito perché non lo reputo opportuno, perché con le persone ci si confronta. Chiunque vuol parlare con me, io sono sempre disposto al confronto, sono sempre disposto a discutere e credo sono disposto anche a cambiare idea quando mi dimostrano che sto sbagliando. Quella credo che sia una cosa che mi rende forte. Per cui chiunque volesse può cercare il mio profilo Facebook e parlare tranquillamente, mandarmi un messaggio, interagire con me senza nessun tipo di problema. E io ti ringrazio, Giuseppe Battistoni, presidente del Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche. Buon lavoro Giuseppe, salutami le miss. Sì, vorrei fare alcuni ringraziamenti, se è possibile 2 Certo. minuti. Pronto? Prego. Allora intanto siamo stati all'evento col Santo Padre e lì vorrei ringraziare la signora Maria Riccelli, presidente del MEDA, Movimento Europeo dei Versamenti Abili, che ci ha invitato. Vorrei ringraziare la signora Prokopovic, presidente del Dipartimento Cabba Ucraina, che ci ha accompagnato, che è venuta con una delegazione dall'Ucraina, stanno attraversando un momento difficile. Il signor Tabbe, della comunità africana, quel giorno eravamo in parecchie persone con il Cabba, e anche Antonino Gambino, vicepresidente del FINP, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. E infine Giuseppe Natalise, Giulio, la signora Galofalo e la signora Lauretta, che fanno parte del CABA, e sono riusciti a coordinare splendidamente le persone che venivano addirittura da Kiev per venire a vedere il Santo Padre. Io ti ringrazio del tempo che mi hai concesso e auguro a tutti una buona giornata. Ci mancherebbe, veramente grazie, e grazie a tutti coloro che fanno squadra sul fronte disabilità. Alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se
Se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Magica, mai ripita se vuoi la realtà per noi. Un cielo che non ha mai lacrime, l'oscurità si illumina e la vita che cos'è? Oggi so cos'è. Fiore raro che sta crescendo con me come l'unico fiore del deserto. La realtà a volte è difficile, ma dipende come vuoi tu viverla. Poi la vita che cos'è? Oggi so cos'è. Fiore raro che sta crescendo con me come l'unico fiore del deserto. L'unica realtà, questa vita come un fiore raro fiorirà. Ho sbagliato look questa mattina, mi dovevo mettere in giacca e cravatta, solo che fa caldo veramente per ascoltare un pezzo così raffinato, signori. Fiore del deserto, ADM Project con una certa Katy Desario che abbiamo con noi. Ciao!
Ciao Sammy, ciao amici ascoltatori di Radio Libertà, che bello sentirti. Che piacere ritrovarti, a parte che ti seguiamo sempre perché, mamma mia, non so neanche più quanti anni sono che ti trasmettiamo, c'è una continuità, c'è un amore, ma soprattutto c'è una raffinatezza in questo pezzo. Segnatevelo giù, ascoltatori: Fiore del deserto, Cati con la K e la Y finale, Desario, basta questo e salta già fuori. La metafora del fiore del deserto è potente, capace di nascere, resistere anche in contesti brutti, ostili, dove è impossibile crescere. Guarda che siamo un po' tutti noi, fiori del deserto. È giusto, sì, esatto, è proprio, poi questo brano vuole comunque trasmettere un messaggio di resilienza, no? Positività, anche nelle difficoltà quotidiane, nel nostro quotidiano, come dici tu, lo siamo un po' tutti, no? Porco cane, mai come adesso bisogna avere resilienza ed essere dei fiori che crescono nonostante il deserto. Mondo particolare, esatto, nelle avversità e in tutto quello che ci succede purtroppo di negativo. Dobbiamo essere sempre forti e sempre coraggiosi ad andare avanti e vedere il bello, vedere il positivo, perché il positivo c'è sempre, però tutto dipende da noi. Sì, anche da una certa informazione che troppo spesso mette in risalto soltanto le sfighe, le guerre, i morti, e invece qualcosa di buono c'è sempre, anche sui giornali non appare. Io ti faccio rassegna stampa ogni giorno e le notizie positive sono zero. Katie Desario, signore, con ADM Project ci devi spiegare questo progetto. C'è Alessio Micciché, fondatore di ADM Project, che guida questa cosa con atmosfere bellissime. E che cosa stai portando avanti? Perché c'è questo pezzo che trovate su tutti gli store digitali, su YouTube, ma c'è anche qualcosa di più. Perché oltre a questo pezzo inedito, che quindi ho avuto l'occasione quindi di collaborare con questi amici, colleghi Alessio Micciché, Roberto Landolina e Antonio Cantamesse. Abbiamo creato questo bellissimo pezzo, ma oltre a questo invece io sono, essendo una cantante, performer, ho sempre calcato i palchi attraverso gli spettacoli, attraverso quindi una serie di cose che ho sempre cercato di creare, mettere su per dare bellezza, per dare valore all'arte. Quindi ultimamente, devo dire la verità, ho creato questo spettacolo omaggio alla grande Mia Martini, e questo spettacolo lo porteremo in teatro, ti dico già subito alla prima data che c'è, così dai. Chi ama Mia Martini, questa grandissima artista, può venire ad ascoltare le sue canzoni e anche un po' ripercorrere la sua vita, perché in questo spettacolo non ci sono solo io che canto, ma anche un narratore e musicisti band dal vivo, e quindi si ripercorrerà proprio la storia di Mia Martini oltre che le sue canzoni. Saremo il 10 giugno, mercoledì 10 giugno, al Teatro Martesana di Cassina dei Pecchi. Aspetta che sto prendendo appunti, Teatro Martesana, Cassina dei Pecchi, che per chi ci segue è a 2 passi da Milano, vicino a Monza, vicino a tutto praticamente. Quella zona lì, e comunque per venire quindi bisognerà prenotare, poi magari ti manderò anche la locandina così potrai dirlo, c'è un numero e una mail. E quindi noi vi aspettiamo lì, si potrà venire anche direttamente a teatro, però ve lo consiglio perché è veramente un bellissimo spettacolo, emozionante, coinvolgente, e quindi lo consiglio. Oltre questo ho anche un altro spettacolo, si chiama Le Regine della Canzone Italiana. E quindi è un omaggio alle più grandi cantanti italiane come Mina, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, c'è anche Mia Martini all'interno, la Bertè e tante altre. Questo è un altro spettacolo che sto portando in giro. Ultimamente sono stata ad Abano Terme, al teatro di Abano Terme. E ti ho visto sui social, dovete cercare Katie Desario sui social, ad esempio su Instagram, cioè ad Abano Terme hai fatto il candlelight, tutta circondata di candeline, è una moda di questo tempo ed è stupendo. E hai creato
molto emozionante. Che atmosfera stupenda non hai creato. Sì, hanno cantato tutti, anche perché queste canzoni le conoscono tutti, e quindi se qualcuno ha bisogno proprio di ricordare queste canzoni un po' del passato, è veramente il momento e il modo giusto. Ecco, sicuramente questo spettacolo sulle regine della canzone italiana lo porteremo anche in altre location, e prossimamente stiamo già chiudendo delle date anche in zona Lombardia, Milano, insomma, nei dintorni. Brava. Grazie. Oltre a questo invece c'è un altro spettacolo che invece è un omaggio alle più grandi star internazionali della musica pop, che è Tina Turner, Whitney Houston, Michael Jackson, i Queen. È bellissimo, si chiama Pop Star Show, e insomma anche con questo spettacolo dove ci sono i ballerini, c'è sempre la band dal vivo, siamo 2 cantanti, io e chi che è un cantante performer che ha vinto All Together Now su Canale 5, il programma della Unziker, proprio qualche anno fa, e devo dire che questo invece è un'esplosione più che altro di energia, ecco, per chi non vuole star seduti alla sedia. Allora signori, avete capito che la Katy Desario è da scoprire se ancora non la conoscete, ma quando la vedete dite subito: ma io questa l'ho già vista, perché hai fatto capolino, adesso lo puoi anche dire, lei è umile, hai fatto capolino in varie trasmissioni negli anni, vuoi fare qualche esempio? Sì, allora The Voice of Italy con Max Pezzali, la Carrà nel loro team, poi comunque sia anche corista in The Voice of Italy, anche Casa Amica su Rai 2, il programma di Mica, anche in Sarabanda, cioè praticamente nei The Tune su TV8, e tanti altri, insomma, quindi che cavolo. Che cavolo. Sì, dove mi sono divertita veramente tantissimo. Sarabanda era bellissimo vederti veramente. Senti, ma cose facili tu comunque non le fai, ecco, cioè da Mia Martini a Mina alle più grandi voci della musica italiana, Katy Desario ti fa notare come c'è della grande musica, ma la rendi perfettamente. Cioè io ho visto su Instagram delle tue interpretazioni, ne vale la pena di alzare quel culo dal divano, cari ascoltatori, e decidere di uscire una sera, di dire: vai, la vado ad ascoltare Katy Desario, perché la tua è una ode stupenda alla grande musica italiana, ma ripeto, la figura che ci fai non è bella, non è bellissima, è ottima, ti accorgi insomma di come ci sono dei tesori ancora un pochino da conoscere da parte del grande pubblico, proprio come la Katy Desario. Quindi fai bene a girare, perché c'è ancora molto da conoscere di te, e molta gente ancora deve imparare che cos'è la bella musica, al posto che ascoltare certe schifezze che girano per le radio. Sì, la bella musica era quella di un tempo, sì, diciamo questo. C'erano veramente delle grandi artisti che hanno portato, cioè un proprio patrimonio nostro della musica italiana, no? E quindi bisogna comunque ricordarli, bisogna portarli avanti, bisogna farli rivivere, ecco. Vero. E questo vero. Credo sia il modo più giusto attraverso l'arte, sì. Vero, signori, cerchiamo di educare soprattutto i nostri giovani. Io il consiglio veramente, se ci andate voi mamme, voi nonne, cercate di portare anche il figlioletto, il nipotino, per ascoltare grandi successi dei tempi passati in una bellissima macchina del tempo, con una delle voci più belle come quella di Katy Desario. Avete segnato? Cassina de Pecchi, signori, Teatro Martesana, mercoledì 10 giugno, omaggio a Mia Martini. Ti aspetto, Sammy. Guarda, farò carte false perché veramente è bellissimo, cavolo. Grazie. Un giorno che passi in zona, sai che io sono qua, via Bellerio, Milano, Radio Libertà, le porte sono aperte, ok? Assolutamente, grazie mille ancora, e grazie a tutti i nostri amici ascoltatori. Alla prossima, spero a presto. Bacini, ciao. Baci a tutti, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Abbiamo una manciata di minuti e li sfrutto, signori. Oh, grazie dei complimenti. E non li dovete fare a me, è la Katie Desario, che è brava, poco conosciuta, ma ripeto, poi quando la vedete una volta dite, me la ricordo a Sarabanda. Il voltafaccia di Mediaset, soprattutto in larga parte a Rete 4 e sotto gli occhi di tutti. Ieri sera ho visto spezzoni di Del Debbio e Porro, dove il primo ha permesso sproloqui di Merlino e Nardella sugli islamici e il secondo ha fatto fare un comizio al vice direttore del Fatto sulla flottiglia, mentre non una parola su Modena. Complimenti, scrive Fabio. Quest'oggi abbiamo parlato con una dichiarazione di Matteo Salvini, o una non dichiarazione se volete, ma che ha fatto capire come Mediaset e certe trasmissioni stanno passando dalla parte del nemico tra virgolette, of course. Da quando in qua si attua un riequilibrio segando ramo su cui si è seduti? Meditazione criptica di Marco. No, Sammy, è la magistratura rossa che se ne frega delle nostre leggi. Graziella, questo è vero, t'ho detto, è la roba che fa più arrabbiare, perché il governo fa leggi e poi c'è qualcuno che le interpreta, è vero? Eccole qui le televisioni del PD. Questo sta passando davanti a Mediaset, facci vedere la foto, e ha fatto la foto alla torre delle antenne. Noi naturalmente speriamo di no, chiediamo l'aiuto di Marina, oppure no. Oggi se ne parla appunto sui quotidiani. Che farà Marina Berlusconi? Scenderà in politica o farà la rappresentante dietro, nascosta dietro? Ma basta prenderci per i fondelli con l'autonomia, una promessa che come il federalismo, la secessione e la devolution è già stata buttata nel cesso, e la corda l'ha tirata Salvini. A proposito di carisma, lui ne ha talmente tanto che comunemente la gente lo chiama il pagliaccio. Tranquilli, è solo Gino il Piddino. Gino, lo sai che ti vogliamo bene, ci mancherebbe. Sto leggendo i vostri WhatsApp al 340670969. Come sentite, non ho peli sulla lingua. Che schifo i peli sulla lingua. Leggo tutto, mi ci butto, voglio sognare. Le donne velate, pur non avendo capito che sta davvero dalla loro parte, hanno votato a caso, ma non per quello che hanno loro indicato. Mi piacerebbe sapere quante schede nulle ci sono state a Mestre. Sì, abbiamo scherzato sul fatto che non hanno capito niente di quello che gli amici piddini hanno cercato di insegnare loro, o non hanno capito, oppure le donne velate votano centrodestra. Tan, ta, ta, ta. Io penso che anche la faccenda della flotilla abbia fatto perdere dei voti alla sinistra. Questa specie di flotilla piace poco perché si è capito che non servono a niente. Chiaramente tanto rispetto per chi ha degli ideali, ragazzi miei. È chiaro che ci sono poi le famose esagerazioni. L'autonomia è lì sul tavolo, ma quando arriva, lo so, bussare agli alleati e soprattutto a chi passa dall'altra parte, capisci? A chi preferisce il centralismo, preferisce la decima mas, ha dei valori che la Lega ha sempre portato avanti e che quel parlamentare, quell'amministratore, quel deputato, senatore, consigliere comunale ha sempre portato avanti. Passi dalla parte della decima mas. C'è anche un messaggio audio, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, Pietro. Ui. Allora, nolente o dolente, il Vannacci devi imbarcarlo se vuoi tentare di rivincere le elezioni. Ah, ma certo. E però, come diceva Cambio del Papa, adesso non mi ricordo, lui di sicuro ti dice ti do i voti, ma tu mi devi dare il Ministero della Difesa. Di sicuro. E un'altra cosa, ma i Berlusconi non si vergognano un po' che hanno voltato a sinistra, perché si vede chiaramente nelle trasmissioni. E Del Debbio lui che non sa più neanche cosa dice ogni tanto, e l'unico, pensando a quello che gli ha fatto passare al padre la sinistra, processi su processi, e comunque l'unico che tiene duro è un grande Giordano, e vai Giordano, vai.
E in effetti Giordano è stato quello che ha partecipato alla manifestazione della Lega e dei Patrioti, il gruppo europeo della Lega che abbiamo fatto in Piazza Duomo. Sammy, il nemico della Lega da sempre è ancora lì, è il Gianni Letta Mediaset. Lo so, però pare che questa Marina oggi su tutti i giornali, da troppo tempo ne parlano i giornali. Ancora i messaggi WhatsApp, ragazzi, mi avete riempito 340 6709 659. Io non me ne vado finché non li ho trasmessi tutti. Sentiamo questo altro audio. Quello che mi dà fastidio è che il Partito Democratico a Venezia ha preso anche troppi voti, essendo che va contro il popolo italiano, che guarda verso l'Islam, verso i musulmani, verso l'immigrazione irregolare. Poi, a dire il vero, mi dà ancora molto fastidio che la Lega venga derisa, venga bistrattata sui social, da ogni parte, dai mass media, e nonostante la Lega sia al governo e che sia, diciamo, secondo me, l'unica veramente che porta avanti le idee pro-italiane. Ecco, questo veramente mi dà fastidio, non riesco a capire il perché di questo odio, e questo odio sui social, sui mass media incidono anche sulle votazioni. Questo non c'è niente da fare. Ecco, poi ti puoi immaginare, ci si mette anche il Vannacci, che essendo stato dentro nella Lega l'ha presa in giro, diciamo, è stato un traditore, no? Che lui già aveva un partito. Quando era ancora all'interno della Lega, lui già era pronto il partito, no? Lui è entrato dentro per capire magari i meccanismi, cose come quello e quell'altro, no? Comunque vergognoso. E è meglio nominarlo a Radio Libertà meno possibile, ecco, perché ha fatto tanti danni verso la Lega e quando che è uscito. Anna Maria da Vicenza. Grazie Anna Maria, ma sì, poi secondo me molta gente non sa neanche, non ha capito questa cosa, che Vannacci non è più della Lega. Io sento parlare la gente, a volte esco a cena con persone che non conosco e quando vengono a sapere che sono speaker della radio vicino alla Lega eccetera, mi dicono subito Vannacci a me piace tantissimo, ma non capiscono che Vannacci non è più della Lega. Ed è chiaro, chiunque gli dia la mano al generale Vannacci, la domanda successiva è: ma c'è da fidarsi di te? Con tutto il bene che gli vogliamo, signori, io sono innamorato di Vannacci, è un innamorato tradito. Buongiorno, vorrei ricordare a Meloni e Salvini di fare la modifica della pensione delle donne che sono rimaste a casa per poter allevare i figli, perché il governo non dava nessun aiuto, come gli asili nido, eccetera. Guarda, cara ascoltatrice, io spero davvero che si riesca a portare avanti questa cosa, è importantissima. Ci sono altri messaggi audio sul cursore, sentiamo questa. Pronto? Pronto? Volevo telefonare, ma un po' difficile. Mi Volevo dire che ieri spiace. sera da Del Debbio c'era Nardella che continuamente mostrava il suo telefonino con i candidati musulmani della Lega. Voglio dire, ci sono tantissime brave persone tra quelli che sono arrivati qui, insomma, che Certo. lavorano, come dice sempre Salvini, quelli che lavorano, si comportano bene, sono onesti, eccetera, sono nostri fratelli e sorelle, ma solo quelli, non gli altri. E quindi la cosa che mi ha infastidito, per fortuna che Salvini ha subito, insomma, si è distaccato dalle parole che hanno usato. Insomma, forse sarebbe meglio, anche se sono brave persone per bene, che meritano anche rispetto, ma non candidarle. Questo penso che sia perché se no quegli altri se ne fanno un'arma propria. Vi saluto e vi sento sempre quando posso, almeno. Grazie. Tante belle cose, Semi Varin.
Grazie cara. Beh, lì è stato un problema di comunicazione, nel senso che chi curava la comunicazione di questi candidati non doveva fargli scrivere messaggi nella loro lingua islamica inneggiando ad Allah. Chiaro che se una persona è nel nostro paese, è integrata nel nostro paese, non inneggia ad Allah, ci mancherebbe o no, però è un mio parere, magari mi sbaglio. Alberto, sento dire che a Venezia la sinistra ha perso perché i Bangla non hanno votato. Secondo me invece la storia è andata diversamente, cioè i veneziani non radicalizzati nella sinistra, che avrebbero votato comunque a sinistra, hanno votato il centrodestra più per opposizione alla deriva islamista che per convinzione politica. In sostanza la mossa del PD del blocco Bangla li si è rivoltata contro, perché i veneziani sono tutto tranne che autolesionisti. E ancora, non vedo l'ora che la giustizia venga gestita dall'intelligenza artificiale, così chi avrà commesso una strage verrà condannato a 20-30 anni, quello che è. Basta con le interpretazioni e le motivazioni che possono essere degli attenuanti. Hai commesso un reato? Paghi. E io dico gulp, è vero. Buongiorno, come si spiega che la Lega ha preso solo il 5% a Venezia? Condivido parola per parola quello che la signora ha appena detto. È ancora un messaggio audio. Scusate, vengo ad apprendere che la Montaruli, Tajani spingono per la sanatoria lì dell'edilizia. Ma che cavolo, ma è Salvini che vuole questa sanatoria dove si può sanare con l'edilizia, ma è Salvini, invece gente ovviamente di Fratelli d'Italia che si vantano, che dicono che la Montaruli qui in Piemonte, poi Tajani, ma non parlano di Salvini. Ma è vergognoso, ma ditele a Salvini di sbraitarlo, a più non posso, che è ora di fare questa sanatoria. Oh, ma non se ne può più, Grazie cara, vi vedo belli agguerriti, bravi. Allora chiudiamo facendovi vedere questa copertina, che è la copertina di una nuova trasmissione che parte proprio oggi, martedì, e ci sarà ogni martedì alle 14:10 con la deputata della Lega Laura Cavandoli. Ogni martedì alle 14:10 Antonino Danna con Laura Cavandoli presentano Dentro Montecitorio, la politica spiegata, la settimana raccontata, prima dell'aula per capire oggi il domani. Da non perdere, oggi la prima puntata, ore 14:10, Radio Libertà, Dentro Montecitorio con Laura Cavandoli. E qui la voce di Sammy Varin che apre le braccia, vi ringrazia per il gentile ascolto, vi benedice, anche per quest'oggi potete andare, anche Simone puoi andarti, sei libero. Ci ritroviamo domattina alle 7:30.